del cuoco. Siamo entrati nel locale artigianale e gli ingredienti delle richiestissime zippole. 1 chilo di farina, 25 grammi di lievito di birra, 5 uova, 300 grammi di latte, il succo di 2 arance, 2 arance grattugiate, 2 limoni grattugiati e zafferano. Mettiamo la farina, mettiamo le uova, aggiungiamo l'arancia, Quindi si mettono gli ingredienti senza mescolare. senza mescolare, il limone, un cucchiaino di sale, il zafferano, Zafferano circa 2 bustine. sì. Succo dell'arancia. Ora mescoliamo. La pasta è lievitata e ora friggiamo. Bagniamo le mani in un po' d'acqua, prendiamo un pezzo di pasta, facciamo una ciambella. La pasta è molto morbida, l'olio è caldo, mettiamo un altro. E la mettiamo nell'altro olio che deve essere più. Si gonfia. Lei utilizza 2 maxi padelle. Sì. Diciamo a Santiga. Questo perché? Perché nell'olio, nella padella dove c'è l'olio più alto, la zippola si gonfia. Quindi rivediamo ancora un'altra forma. Prima fase con l'olio basso. Sì, con l'olio basso. Seconda fase con l'olio più alto. Come si gonfia? Volendo si gira. Lei si fa aiutare da un bastoncino in legno. Sì. Le nostre zippole, eccole qua, belle voluminose appena fritte. Adesso le inzuccheriamo. Ecco qui. Le nostre zippole sono pronte.